Al Teatro Malibran è la prova generale de Luci mie traditrici, l'opera in 2 atti del compositore palermitano Salvatore Sciarrino, presentata per la prima volta in Germania nel 1998 e da allora allestita non meno di 30 volte in 3 continenti. Luci mie traditrici sarà in scena al Teatro Malibran a partire da venerdì 13 settembre. Per me Venezia è forse con Roma e Milano la mia seconda città, non perché ci abbia vissuto a lungo, ma perché il mio primo pezzo orchestrale è stato eseguito. Perché c'è un rapporto particolare, anche affettivo, fra me e Venezia, che poi è ricambiato in qualche modo, mi sembra, immodestamente, però queste cose non sono come si può dire, quantificabili razionalmente, ma solo affettivamente. Ispirata al seicentesco Il tradimento per l'onore dell'avvocato veneziano Francesco Stramboli, Luci mie traditrici è forse il lavoro per il teatro più rappresentato di Sciarrino. Sciarrino molto spesso usa la parola tragedia in musica e quindi molto semplicemente ho immaginato che ci potesse essere un piccolo coro, come fosse un coro diciamo, del mondo della tragedia greca. Questo fatto con molta leggerezza, diciamo, quasi non è necessario neanche capire esattamente cosa si sta vedendo da quel punto di vista. Secondo l'autore, la tragedia non è solo sangue o fatti terribili, è una tensione. Sappiamo quello che sta per accadere ed è proprio questo avvicinarci progressivo che crea la tensione, non il fatto in sé, che si potrebbe anche eliminare. La tragedia è nell'attesa. C'è un'orchestra in buca, un'orchestra particolarmente ridotta all'essenziale in questo caso, ed è un'orchestra che serve ad accompagnare i cantanti, accompagnarli in questo caso nel senso che crea letteralmente l'ambiente entro cui si muovono. L'ambiente fisico, i suoni che circondano i personaggi, e l'ambiente emotivo.